buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma come di consueto iniziamo dai titoli. Doppio appuntamento del ministro in Calabria, prima tappa a Gioia Tauro e poi a Corigliano Rossano. La Calabria, ha detto, deve ripartire dalle infrastrutture. Il capo della polizia Gabrielli a Cosenza per i 100 anni della Polizia di Stato. Situazione difficile per la giunta Manno, un consigliere della maggioranza passa all'opposizione, il Consiglio non approva il bilancio e il sindaco si appella al senso di responsabilità dei consiglieri comunali. Per 3 giorni segregata in casa dal marito per gelosia, la donna è riuscita a chiamare i carabinieri che l'hanno liberata, l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. 7 persone sono state arrestate dai carabinieri a Seminara, accusate di aver compiuto una serie di rapine ai danni di cacciatori. Ancora buonasera dalla redazione del nostro TG. Ebbene, doppio appuntamento del ministro in Calabria, prima tappa a Gioia Tauro e poi a Corigliano Rossano. Gli impegni di Toninelli sulle infrastrutture e sui trasporti della regione. Per quanto riguarda in particolare il porto di Gioia Tauro, è pronta la messa in mora per la MCT. I nostri servizi, vediamo. Inizia da Gioia Tauro il tour del ministro Toninelli in Calabria, che dopo le manifestazioni dei giorni scorsi ha voluto incontrare di persona i lavoratori del porto, rassicurandoli e annunciando la messa in mora di MCT per inadempimenti contrattuali. Avremmo certamente voluto un accordo, ma siccome questo accordo non c'è stato e una delle due parti che tengono in mano la concessione non ha voluto, cedere e trovare questo punto di incontro, ovviamente siamo obbligati a far rispettare quanto sta scritto nella concessione. Nella concessione c'è scritto che ci sono degli obblighi di manutenzione e degli obiettivi da raggiungere. È inutile nascondere che in questi ultimi anni negli obiettivi, perché il numero di container è calato, negli obblighi di manutenzione sono stati garantiti e di conseguenza siamo obbligati a mettere i puntini sulle i, a ricordare che c'è un contratto, che il demanio è marittimo pubblico, che la concessione è data per rispettare questi obblighi e partirà nelle prossime ore una messa in mora dove sta scritto semplicemente che devono essere rispettati questi obblighi e questi obiettivi. In alternativa ci sarà solo che la decadenza. Speriamo che non si debba arrivare alla decadenza. La sua visita è proseguita più a nord, è arrivato in anticipo rispetto al cronoprogramma al porto di Corigliano Calabro il ministro alle infrastrutture. Eccolo mentre entra insieme alla scorta dall'ingresso destinato alle autorità portuali. Una serie di incontri istituzionali e di colloqui che l'esponente del governo giallo-verde ha intrattenuto non solo per quanto concerne l'infrastruttura portuale, ma anche per discutere di ferrovie e strade che interessano lo Ionio Cosentino, così come l'incontro con una delegazione di pescatori. Tutti appuntamenti che purtroppo non possiamo documentare, visto che agli organi di stampa era assolutamente vietato l'ingresso nella struttura portuale, almeno fino al pomeriggio, momento in cui il ministro ha incontrato gli operatori dell'informazione per fare il punto della situazione e della giornata di visite in Calabria. Ma fra gli esclusi ai colloqui con Toninelli c'era anche il presidente dell'Associazione dei Pescatori Costieri Corigliano Rossano, che avrebbe voluto esporgli alcune criticità. Noi pensiamo che per implementare l'economia costiera sia necessario soprattutto utilizzare al meglio le risorse comunitarie, però c'è bisogno anche di un ruolo e di una funzione di una struttura portuale che, ahimè, purtroppo ha più anni di me. Il Ministro venendo qua ha dimostrato sensibilità certamente verso il nostro territorio, verso la Calabria, però tuttavia c'è bisogno di organizzare programmi precisi, progettualità precisa e attraverso i fondi comunitari, coinvolgendo anche le regioni, al momento noi non abbiamo sentore di quelle che possono essere le opportunità progettuali che potrebbero aiutare questa parte di Calabria a decollare. Ed ecco l'incontro a Corigliano Rossano con il ministro Toninelli, che ha voluto sottolineare il suo impegno per l'area ionico-sibarita. Tra le priorità dettate dal ministro l'utilizzo dei fondi europei, la garanzia di una viabilità dignitosa attraverso la manutenzione di strade e linee ferrate. La Calabria, ha detto il ministro, deve ripartire dalle infrastrutture. Siccome le sfide sono più belle se complicate e siccome l'Italia non riparte se non riparte la Calabria, questo per me
me è la regione più importante dove ripartire con le infrastrutture. ANAS e RFI, se io ci metto la faccia, sono obbligate anch'esse a metterci la faccia, i soldi ci saranno, ci sono già in parte per i contratti di programma stanziati, ma ce ne saranno di più perché lo studio di fattibilità che noi stiamo mandando avanti per il collegamento da questo territorio a Roma, perché non è accettabile che ci si metta un numero di ore e con tanti cambi di treno come avviene oggi, significa che c'è maggiore attenzione, e laddove lo studio di fattibilità non fosse positivo in termini di volumi di traffico di persone, significa che dobbiamo socializzare la spesa e ci sarà uno Stato che, se non è così profittevole in termini economici di investimento, ma è socialmente rilevante e importante, compenserà le perdite. Il capo della Polizia Gabrielli oggi a Cosenza per i 100 anni della Polizia di Stato. È stata una lunga celebrazione, una lunga giornata dunque di festeggiamento anche per i 100 anni della Questura di Cosenza. Presente anche il capo della Polizia Franco Gabrielli, che ha partecipato attivamente a questa giornata in cui è stato ricordato l'eroe italiano Nicola Calipari, che ha prestato servizio anche a Cosenza e che ha salvato, come ricorderete, la giornalista Giuliana Sgrena in Iraq. Ma è stato perfino premiato un poliziotto che si chiama Attilio Blasi Nevone, che ha ben 103 anni, un momento toccante, poi sottolineato dalle musiche straordinarie dei ragazzi del liceo musicale Lucrezia della Valle, il coro dello stesso liceo, anche il coro della Questura di Cosenza, che si sono cimentati in splendide esibizioni. E poi c'è stato il collegamento con il territorio, la polizia è sempre davvero vicina alla gente, non è soltanto uno slogan. In questo caso hanno partecipato i cantori del Pettoruto con una straordinaria esibizione che ha raccolto il plauso della gente. Naturalmente abbiamo poi sentito Franco Gabrielli, che ha parlato appunto di polizia e territorio. Per fortuna questo non è un territorio perduto, è un territorio di grande tradizione, di grande cultura, che esprime le eccellenze che oggi abbiamo visto, e forse credo che da questo si debba partire proprio per un riscatto, perché troppo spesso questo territorio viene identificato con le negatività, con consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa, con delitti, con omicidi, con inquinamenti dell'economia sana. Per fortuna esiste un'altra Calabria, e quindi credo che noi tutti dobbiamo lavorare perché quella Calabria, che è la vera Calabria, riesca a liberarsi dal giogo della negatività, dal giogo della criminalità, dal giogo di un malaffare che molto spesso non è così nero rispetto al bianco, ma che troppo spesso è fatto di innumerevoli sfumatori di grigio. Ma il capo della polizia non ha voluto neanche rinunciare a un tocco polemico, parlando della necessità di avere forze dell'ordine sempre numerose e ben equipaggiate. C'è stata una stagione nel nostro paese nella quale si è immaginato che i poliziotti, i carabinieri, i finanziari fossero troppi. Peccato che quando si mise mano a questa folle decisione ci si dimenticò che questo era anche il paese con 4 organizzazioni criminali che non hanno pari nel mondo, che aveva avuto una stagione di terrorismo endogeno particolarmente importante, e soprattutto, come aggiungo un po' così tra il serio e il faceto, ci si è dimenticati che nel nostro paese la legge morale non sta dentro di noi, ma sta fuori di noi, e quindi c'è bisogno che qualcuno ogni tanto ce la ricordi. Ecco perché avevamo tanti poliziotti, tanti carabinieri e tanti finanzieri, e credo che bisogna ritornare a un'epoca nella quale questa presenza sia di nuovo significativa. Per ultimo c'è stata poi l'inaugurazione di una bella mostra nel Museo delle Arti e dei Mestieri. Situazione difficile per la giunta Manna, un consigliere della maggioranza passa all'opposizione, il Consiglio Comunale di Rende non approva il bilancio e il sindaco così si appella al senso di responsabilità di tutti i consiglieri comunali.
Il Consiglio Comunale di Rende questa mattina non è riuscito ad approvare il bilancio. Un consigliere di maggioranza, Andrea Cuzzocrea, è passato all'opposizione. Situazione difficile per la Giunta Manna. Il sindaco nel pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa, ha lanciato un appello a tutti i consiglieri comunali affinché il documento finanziario possa essere approvato e per domani alle 19 ha convocato un Consiglio Comunale straordinario con un solo punto all'ordine del giorno: autorizzazione all'anticipo di liquidazione. Si tratta ovviamente di un'anticipazione di spese di bilancio, che significa servizi per i cittadini che non possono essere interrotti. A questo bisogna anche aggiungere che per la previsione anche normativa che c'è della legge sul bilancio, entro il 28 febbraio noi dobbiamo approvare questo dato, quindi c'è anche una norma nazionale che ci impone questo. Verosimilmente la fretta nel valutare più che altro le questioni di natura legate alla maggioranza o meno, alla presidenza della maggioranza o meno, ha indotto i consiglieri a prendere una decisione forse affrettata. L'invito oggi è quello di dire: facciamo immediatamente un consiglio straordinario perché ne va dell'interesse della città. Il sindaco dunque fa leva sul senso di responsabilità di tutti i consiglieri comunali, ma cosa accadrà se non si riuscisse ad approvare il bilancio? Quello che è previsto dalla legge, ci sarà il commissariamento per quanto riguarda almeno l'aspetto appunto della fiscalità del comune, con tutte le conseguenze, ma su questo c'è ben poco da ragionare. Io oggi finora devo solo ringraziare tutti i consiglieri che si sono fatti carico dei problemi della città e hanno messo anche la loro faccia sull'approvazione di aspetti importanti. Noi stiamo uscendo da un percorso finanziario pesantissimo, dove non c'è nulla e non c'è nulla nelle casse per intervenire sulle cose essenziali. Rinunciare anche a questo e consegnare alla città un'altra fase di predissesto o anche di dissesto per diversi anni, io non credo che sia un messaggio né giusto né che la città di Rende merita. Per questo l'appello alla sensibilità di tutti i consiglieri. Adesso la pagina politica. Dicono i maligni che dalle elezioni provinciali emerge una nuova geografia interna nel centrosinistra e che Iacucci stia studiando da leader del PD cosentino, visto che, a menare le danze, pare sia stato lui e che le figure storiche di riferimento del partito non abbiano mosso nemmeno un dito. Sarà vero? Boh, è roba che arriva dallo scantinato del PD, ma non è certo la verità assoluta. Semmai è un tentativo di infilare nel dibattito interno altri elementi che possono in qualche modo tornare utili a chi spinge la vecchia guardia più in là. Intanto queste elezioni qualcosa in ambito regionale la spostano e non è detto che sia positivo per la traballante maggioranza di Oliverio. A proposito di regionali, la vittoria in Sardegna, ottenuta dal centrodestra unito, rilancia le ambizioni della coalizione anche in Calabria, nonostante qui i vertici regionali della Lega continuino a tenere un atteggiamento non in linea con il Partito Nazionale. Alla fine della fiera, però, in Forza Italia sono convinti che prevarrà il buonsenso. Tira un sospiro di sollievo l'ex presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico, assolto nel processo per le nomine all'Arpacal. La vicenda risale al 2013. Per il Tribunale di Reggio Calabria il fatto non sussiste. Siamo alla cronaca con una brutta storia che arriva da Castrolibero nel Cosentino. Una donna segregata dal marito per 3 giorni è riuscita a chiedere aiuto ed è stata liberata dai carabinieri. L'uomo, un 41enne, è stato arrestato e posto ai domiciliari. A liberarla sono stati i carabinieri, era stata proprio lei, segregata dal marito da 3 giorni, a comporre il 112. I militari sono arrivati in via Coppi a Castrolibero nel Cosentino, ma la porta blindata era chiusa, all'interno le urla della donna. Gli uomini dell'Arma hanno rintracciato in poco tempo il marito, che era in possesso dell'unico mazzo di chiavi dell'abitazione. Una volta entrati, i carabinieri hanno raggiunto la donna che si trovava in un angolo della mansarda al 3° piano
uscivano della casa. Alla vista degli uomini in divisa, la signora terrorizzata ha cercato protezione e ha raccontato quanto accaduto, e cioè che sabato scorso, il 23 febbraio, d'improvviso il marito l'aveva rinchiusa per gelosia. Non era la prima volta. La donna avrebbe subito maltrattamenti anche in passato. Questa volta la paura è stata più forte nel trascorrere giorni e notti isolata dal mondo. Così ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. Dopo le verifiche, il 41enne è stato arrestato e condotto in un'altra abitazione, quella dei suoi genitori, dove sconterà i domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Cosenza. Per lei è finito un incubo. Il marito, l'uomo che aveva sposato, con cui aveva progettato di certo una vita diversa, si è trasformato nel tempo nel suo aguzzino. Una brutta storia, fino a ieri dramma privato, violenza domestica diffusa, silente, pericolosa. E 7 persone sono state arrestate dai carabinieri a Seminara nel Regino, accusati a vario titolo di rapina, furto, ricettazione. Le indagini coordinate dalla Procura di Palmi hanno accertato che l'organizzazione sgominata voleva acquisire il controllo mafioso del territorio. È ancora avvolta dalle tenebre della notte Seminara quando scatta il blitz dei carabinieri, le perquisizioni con l'ausilio delle unità cinofile, gli arresti. 7 le persone finite in manette, accusate a vario titolo di rapina, falsificazione di monete, furto, ricettazione, danneggiamento, detenzione di armi e stupefacenti. Le indagini degli uomini dell'arma di Reggio Calabria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Palmi, hanno accertato che l'organizzazione sgominata era dedita alle rapine ai danni di cacciatori, con l'obiettivo di acquisire il controllo mafioso del territorio. Le modalità per imporre la volontà dell'antistato non potevano che essere violente: azioni armate, colpi d'arma da fuoco, esplosi a scopo intimidatorio, come hanno denunciato i cacciatori vittima delle rapine, costretti alla consegna dei fucili. Non era che l'inizio: i malviventi hanno alzato il tiro, abitazioni e auto sono diventati nuovi bersagli. Le indagini partite proprio dal danneggiamento di un'abitazione. In carcere sono finiti Domenico Scicchitano, 32 anni, Salvatore Filippo Alampi, 21, Giuseppe Domenico Laganaco Madè, 21, Michele Cilona, 36, Domenico Gioffre, 25, Andreo Scarbrizzi, 22 e Diego Orfeo, 22 anni. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Premeditazione e omicidio del prossimo congiunto sono le aggravanti contestate dal PM della Procura della Repubblica di Vibo Valentia nel corso dell'udienza preliminare per l'omicidio di Nicola Colloca, l'infermiere di 48 anni ucciso nel 2010 e il cui corpo fu dato alle fiamme. Accusati dell'omicidio sono la moglie e il figlio della vittima, ai quali vengono contestati le 2 nuove aggravanti. Movente dell'omicidio sarebbero state questioni di interesse in relazione ad una certa somma di denaro che era nella disponibilità della vittima. Si assentava dal suo studio medico delegando alla segretaria priva di titoli la prescrizione di farmaci, esami e certificati. Lo hanno scoperto i finanzieri del nucleo mobile di Lamezia Terme, che hanno denunciato 7 persone per una presunta truffa all'azienda sanitaria e all'INPS. Nella vicenda sono coinvolti anche 2 medici ospedalieri, un insegnante e 2 dipendenti di un call center che, stando alla ricostruzione, avrebbero ottenuto false certificazioni attestanti una malattia inesistente per assentarsi dal lavoro. Inchiesta a Gettonopoli al comune di Crotone, la procura ha chiesto al GIP il rinvio a giudizio di 22 ex consiglieri comunali in carica nella passata consigliatura. Gli indagati sono accusati di aver percepito nell'arco di un solo anno quasi 357.000 euro di gettoni di presenza, la metà dei quali in modo irregolare. Adesso dovranno rispondere di falso e truffa aggravato ai danni del comune di Crotone. Incidente nel primo pomeriggio di oggi su via del Progresso Lamezia Terme, 3 le auto coinvolte, il bilancio di 3 feriti trasportati al pronto soccorso dai sanitari del 118. Cambiamo adesso argomento. A Vibo convegno dei maîtres provenienti da tutto il mondo.
Metro da tutto il mondo a Vibo Valentia per un importante appuntamento organizzato dall'International Metro Association Hotel Restaurant, che ha scelto la cornice del 501 Hotel per chiamare a raccolta un settore fondamentale della ricettività. 3 incontri istituzionali, degustazioni, visite guidate in un confronto tra diverse culture, diverse tradizioni ricettive ed enogastronomiche si sono messi in discussione per uno scambio di idee, culminate però in un'amara considerazione. Io è il secondo anno che vengo qui in Calabria per dare una svolta e collaborare per un turismo migliore, ma è la seconda volta che invito degli assessori al turismo, coloro che dovrebbero dare l'input a questa bellissima terra, di essere presenti, visto che arrivano da tutte le parti del mondo, dalla Svizzera, dall'Inghilterra, degli operatori nel settore turistico, e oggi non ho visto neanche uno. Vuol dire che non avete dei grandi amministratori che vorranno il turismo in Calabria. Mi dispiace dire questo, si pensa a tutt'altro, quella di portare su la vostra terra, una terra meravigliosa, calorosa, con delle persone eccezionali. Noi facciamo turismo, accoglienza, però io ho visto che i nostri politici pensano solo al voto, ma non alla sostanza di portare dentro quello che è un futuro per la Calabria. Questo significa lasciare l'iniziativa ai privati e migliorare automaticamente anche la qualità del lavoro che deve essere fatto. Ci dovrebbe essere una sinergia, sia quella dei privati sia quella politica, perché se la vorrebbero lasciare il tutto ai privati dovrebbero dare ai privati, però i privati hanno l'onere di dare all'amministrazione del luogo per ogni turismo che arriva un compenso, saranno 1 euro, 2 o 3 euro, però venire qua, andare a Capo Vaticano, andare a Tropea o qualsiasi posto, bisogna prendere il carro armato, non una macchina, perché non fa niente l'amministrazione, vuole solo. Questo non è modo di fare turismo. Adesso le previsioni del tempo. Condizioni meteo in deciso miglioramento. Non mancheranno tuttavia dei disturbi instabili confinati al Vibonese e Regino Tirrenico nella giornata di mercoledì a causa di un flusso di correnti umide settentrionali. Domani sereno o poco nuvoloso su Cosentino e Crotonese, nuvolosità irregolare a tratti intensa su Vibonese e Regino Tirrenico, con possibilità di piogge e locali rovesci, nevicate sulle cime più alte dell'Aspromonte. Temperature in lieve calo nei valori massimi sulle zone interessate da nuvolosità stazionarie altrove. Passiamo ai mari e ai venti. Domani ventilazione moderata settentrionale ovunque, mari mosso il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio Cosentino, molto mosso il Tirreno Vibonese e Reggino e lo Ionio centro-meridionale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.